Allora, Leon, dopo una piccola partecipazione in Z di Cosimo Alemà, La Terra dei Figli segna il tuo debutto al cinema, insomma, volevo sapere che esperienza è stata. No, è stata un'esperienza a dir poco incredibile che mi ha permesso di lavorare con un magnifico regista, innanzitutto come Claudio, di cui ero fan anche prima di lavorare con lui, dei suoi lavori. Poi ho avuto l'opportunità appunto di lavorare con attori incredibilmente bravi come Valeria Colino, Valerio Mastandrea, Paolo Piero Bon, Maria Roverano. Adesso non ti nomino tutto il cast, però Mhm. comunque da tutti, veramente tutti mi hanno lasciato qualcosa, sono riuscito a sorbire da tutti, ma l'esperienza in sé, cioè è stato un team di lavoro, cioè è stata una sfida, ma allo stesso tempo una delle sfide più belle della mia vita. E appunto, l'hai appena citato, lavori con un cast di attori pazzesco che ha un'esperienza lunghissima alle spalle. Da parte loro c'è stata nei tuoi confronti un aiuto, delle indicazioni, dei consigli? Sì, 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 assolutamente. Mi sono stati tutti molto dietro, perché appunto era la mia prima vera e propria esperienza. Poi anche a livello umano si è formato di rapporto, quindi anche a livello di amicizia c'era di consigli da parte di tutti. Soprattutto mi ricordo Valerio Mastandrea, era molto protettivo nei miei confronti durante l'ultima fase di riprese. E niente, è stato molto carino pure lui in particolare, ma tutti in realtà, cioè tutti quanti. Tu avevi letto la graphic novel di Gipi? Sì, 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 no, l'ho letta mentre facevo i provini, mentre ero in fase di provini, Mhm. perché me l'ha detto Claudio. Avevo sentito nominare, ancora non l'avevo letto, e poi quando l'ho letto, cioè, mi è stato molto tutto più chiaro, perché come graphic novel è molto cinematografica, cioè sembra quasi una sceneggiatura, sembra uno storyboard, quindi Esatto. E, esatto, no, è stata. proprio la questione dei provini, no? È stato un processo molto lungo o invece è andato tutto quanto molto velocemente? Te la sei sudata, insomma, la parte invece? Sì, abbastanza, è stata parecchio lunga e ardua la cosa, ma io più che altro sono sempre stato abituato a fare un provino, al massimo non mi richiamavano, e se mi richiamavano la volta dopo andavo e fallivo, no? E, esatto, mentre questa volta è andato avanti circa 2 settimane, una cosa del genere, se non di più, non lo so, ma avrò fatto tipo 6 callback, una cosa incredibile, che ogni volta non mi sembrava vero, che ogni volta mi richiamasse, no? Certo. E poi vabbè, quando mi hanno preso, Claudio mi ha fatto pure uno scherzo, cioè mi ha chiamato lì sul posto per dirmi, Leon, comunque eravate rimasti in due, te lo voglio dire dal vivo, perché è sempre brutto quando è così, però mi dispiace la parte tua, cioè, quindi è stata lottata fino all'ultimo, capito? E senti, La Terra dei Figli è un film bellissimo perché racconta appunto questa crescita di questo giovane protagonista che si ritrova solo nel mondo a combattere per cercare di trovare una memoria che non ha dentro di sé, no? E diventa una bellissima metafora dell'importanza del ricordo e della memoria. Volevo sapere per te questa esperienza, da questo set, qual è il ricordo, la memoria che ti porti dietro? Ma appunto, ma tu ti riferisci a un evento proprio particolare o No, quello che ha più segnato? l'esperienza, essendo appunto il tuo primo film. Guarda, l'esperienza, ti ripeto, la chiamo sfida perché è stata una vera e propria sfida e non è stata una passeggiata, però allo stesso tempo una delle più belle, se non la più bella della mia vita, perché è stata comunque un'esperienza che mi ha segnato e, cioè, sono andato ad interpretare anche un personaggio quasi fraterno, cioè ho sentito quasi fraterno questo personaggio per cose che mi sono successe poco prima delle riprese che mi hanno portato a sentire molto vicino Mhm. questo ragazzo. E quindi, a parte quello, ma proprio in generale, è stato bellissimo come tramite questo film ho imparato anche a fare diverse cose, diverse esperienze diverse, che mi sono imparato a andare, cosa che non mi sarei mai aspettato, a guidare una barca, cioè fra Mhm. poco prendevo prima il patentino della barca che quella della macchina, e, a lottare con i cani, stare 3 minuti sott'acqua, comunque è stata dura, pure dove siamo andati a girare, erano location assolutamente non facili,
soprattutto per le temperature, per le logistiche, però allo stesso tempo è stata veramente una cosa che ha segnato, credo, un po' tutti, non solo me, anche chiunque della troupe, cioè è stato veramente pesante, ma pesante e bello. Anche perché appunto, come dicevi tu, il film è anche fisicamente molto impegnativo. Tu partecipi a delle sequenze che ti appunto costringono, no, a muoverti in un certo modo, a lottare con dei personaggi. Sul set c'era un coach oppure c'è stato un lavoro di pre-produzione nel quale appunto avete preparato determinate sequenze più impegnative? Allora, tutte e due. Ho fatto sia lezioni di barca, sia lezioni di addestramento di combattimento contro cani, dopo per la scena del combattimento. E poi sì, per quanto riguarda scena appunto di lotta, c'era il coach sul set che ci spiegava bene come seguire i movimenti per non farci male, come rendere realistico il tutto. Però io fino all'ultimo mi ricordo che non cercavo il più possibile di non avere controfigure, ci tenevo Mhm. proprio a fare tutto io. E poco fa mi hai parlato appunto del rapporto con Claudio Cupellini che sul set appunto ti ha fatto questo scherzo per farti entrare poi definitivamente nel progetto. Che tipo di regista è stato? Tu sul set hai avuto modo di, non so, magari anche pensare di cambiare una scena, di dare un tuo contributo che magari non c'era sulla sceneggiatura, oppure essendo magari anche la prima volta che ti ritrovavi sul set, hai fatto un po' da spugna, quindi hai appreso tutto quanto quello che potevi. Guarda, Claudio è stato un regista eccellente poi vabbè, è stata la mia unica esperienza, però da quel che ho assorbito io mi sono trovato a lavorare con un regista del poco super professionale, super umano, anche a livello umano si è creato un bellissimo rapporto di amicizia al di là del lavoro proprio in generale. Poi sì, ci sono stati dei momenti in cui magari ho provato a mettere bocca su una cosa, ma semplicemente guarda, se provassimo a fare così, ci sono state alcune volte in cui si è Mhm. incazzato tantissimo e mi ha rimproverato giustamente, e altre volte invece che mi ha ascoltato, invece ci sono state alcune volte in cui ci sono stati due miei consigli che sono risultati utili sul set, perciò è stato un po' di tutto, però il nostro rapporto lo sono abbastanza geloso del nostro rapporto, gli voglio un sacco bene a Claudio. E, questo periodo storico per te è importantissimo perché appunto esce La Terra dei Figli, ma anche il tuo primo album, C'era una volta. E questo disco sembra che appunto abbia ancora delle influenze fantasy, no? Però mi sembra anche che tu abbia la voglia di andare un po' oltre, di staccarti un po' da quella fase iniziale che ha rappresentato l'inizio della tua carriera, anche rispetto al fatto che ci sono dei featuring importanti anche dentro il disco. No, esatto, esatto. Diciamo che c'era una volta perché come tutte le fiabe o comunque i racconti di questo filone fantasy, c'era una volta, è un po' iconica come frase per questi tipo di racconti, però allo stesso tempo, cioè, questo per riprendere tutto quello che c'è stato con i singoli appunto su quel filone fantasy lì, quando ho iniziato il progetto Sì. mio. Allo stesso tempo però c'era una volta anche perché per la prima volta sono andato a raccontare dei frammenti di me, cosa che non avevo mai fatto, cioè magari la pandemia in questo mi ha anche aiutato, mi sono ritrovato a pensare molto tempo da solo e ho sentito proprio l'esigenza di cambiare metodo d'approccio sulla scrittura. E ho parlato anche di cose più personali, cose che prima non facevo, magari andavo a cercare cioè tramite le parole a ricreare immagini che poi andavo a sviluppare tramite i video, ma nel concreto non si è mai andato a parlare nello specifico di me. Questo è Mhm. un E, passo avanti, diciamo.
E un'altra cosa che mi piace moltissimo è che tu lavori da sempre con Daffy e che Sì. praticamente siete degli autodidatti, quindi avete scoperto questa passione comune per la musica e insieme avete creato un universo sonoro. E c'è una cosa che mi ha divertito molto perché ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell'album di Exuvia di Caparezza e a un certo punto ha parlato di te, del fatto che tu in un mondo di Keep It Real hai portato un Keep It Fantasy nella scena rap. Il fatto che un musicista, un rapper che comunque ha segnato un percorso molto importante e che ha aperto la porta in realtà a una scena musicale che negli ultimi anni è esplosa, che effetto ti fa? Beh, per me lui non è solo un artista che è esploso, per me lui è sempre stato un maestro e è stata una bella, non ti nascondo che è stato veramente una bella botta quando mi ricordo che era piena quarantena, il primo approccio che ci fu tra me e lui ai tempi, che appunto avevo da poco fatto uscire Gaia e una volta uscita mi scrisse lui direttamente su Instagram dicendomi appunto che gli piaceva tantissimo quello che facevo e per me fu una follia, cioè leggevo il messaggio che dietro davanti a me c'avevo il quadro In di cameretta? Museica Tour, cioè sì, c'ho il suo quadro in camera mia, perciò per me è proprio un idolo, ma cioè, un giorno ho sempre puntato a cercare un percorso più simile al suo, a rendere una cosa energicamente teatrale, creare un mondo mio, un universo mio, una cosa che vorrei anche portare sul palco come fa Mm. lui, cioè i suoi concerti non sono solo concerti, sono proprio veri e propri spettacoli, i suoi interventi al microfono, le scenografie, tutto il suo universo, il suo modo di vedere l'arte per me è sempre stato un mega influente. Pure per Daffy è stata una... Cosa? No, sto... E anche per Daffy è stata una bella botta perché pure lui, come me, è mega fan da quando siamo bambini. Per lui il suo primo concerto è stato Caparezza. Caparezza ha pure riportato che si farebbe produrre un album da lui, perciò pure lui è impazzito su questa cosa. Poi io e lui facciamo musica insieme ormai cioè ci conosciamo dalla materna, abbiamo iniziato Mhm. insieme circa 11-14 anni, adesso non ricordo, però per entrambi è stata una bella botta questa di Capa. E poco fa hai citato Gaia, no? Che è uno dei tuoi brani Sì, dove ci sono dei riferimenti cinematografici specifici e che ovviamente il cinema fantasy ha influenzato anche il tuo immaginario musicale. Volevo sapere sì. se questo genere qui continuava a essere il tuo genere prediletto cinematograficamente parlando o se poi col tempo hai ampliato un po' il tuo bacino di apprezzamenti cinematografici. No, assolutamente, ma quello del fantasy è stato solo l'innamoramento del cinema, cioè nel senso io da bambino mi ricordo che proprio il film che mi segnò, che dissi, scusa, il Trapano, il giorno in cui dissi cazzo il cinema è una figata fu proprio quando vidi Le cronache di Narnia, la strega e il leone nell'armadio e quel film proprio mi ha fatto scoprire le bellezze che poteva racchiudere il cinema, che prima di allora magari, che ne so, guardavo i cartoni animati, però Mhm. cioè, il concetto cinema non mi era ancora chiaro. Perciò da lì poi mi affascinò appunto la figura del signor Tumnus, il personaggio, il fauno, dal quale poi ho preso anche il nome d'arte per quanto Certo. riguarda la musica. Perché quando ho iniziato il progetto ho detto, vabbè, voglio renderlo cinematografico. Il mio primo approccio al cinema è stato proprio il fantasy, perché non onorare questa cosa, perciò mi sono chiamato Faun, che fa in inglese per Mhm. un doppio nome, ma però sì, il cinema io l'amo in generale, anzi adesso preferisco anche guardare altri generi piuttosto che continuo ad amare il fantasy, però quello è stato proprio solo l'inizio, in generale qualsiasi cosa, cioè, è sempre cinema alla fine. E ti faccio un'ultima domanda. Se potessi scegliere un regista con cui collaborare, chi ti piacerebbe? Mi piace tantissimo Matteo Rovere, Ottima scelta, è vero, veramente. perché è un regista molto ambizioso. Sì, molto. Vedo che tutti i lavori che va a intraprendere non sono facili per niente, si spinge anche oltre, capito? Quello È vero. che è la norma.
È vero, ha portato proprio E, una nuova, ha aperto in realtà a un nuovo tipo di cinema in Italia, gli ha dato proprio una bella botta di freschezza, di audacia, è vero, assolutamente. E penso anche a livello di serie esatto. televisive, non so se hai visto Romulus, anche quello è un Certo, lavoro no, Romulus bellissimo. ho fatto anche un provino adesso per Ah! la... Che poi vabbè, sicuramente secondo me andrà male perché è un progetto talmente grande, ma va bene così, ma però sì, cioè lui è un mostro, ma anche lui, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, l'ultimo che ha fatto, Sì, comunque in generale lui è molto 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 forte. Poi sì, sì, vabbè, sì. se capita mi piacerebbe fare una parte nel decimo e ultimo film di Quentin Tarantino, però vedremo, non so Dai, se vedremo come... perché no? E, e poi ti volevo raccontare solo questo Certo. aneddoto al fly che potrebbe essere uno spunto carino per la cosa. E io, quando ho girato La Terra dei Figli nel 2019, ho pubblicato durante le riprese O Cacchio, Mhm. che è stato il Sì. pezzo che mi ha portato al grande pubblico e mi ha fatto fare quel salto lì, no? Ed è successo tutto insieme. Poi il film sarebbe dovuto uscire l'anno scorso, poi c'è stata la chiusura purtroppo delle sale e adesso che il 25 giugno esce il mio primo album, è arrivata poi da poco la notizia appunto che il 1° luglio al cinema esce La Terra dei Figli ed è assurdo come sembra quasi come fosse stato già scritto, capito? Un Sì, capitolo che si chiude, il primo esatto, ciclo di una saga. Assurdo questa cosa, no? Era per raccontare della assolutamente, è vero. coincidenza. Tra l'altro tu quindi hai anche scritto durante il periodo di lavorazione del film, ti è capitato di scrivere dei pezzi? Occhi lucidi scrissi sul set il giorno prima dell'ultima scena in hotel, Pensa. che Quindi non c'entra insomma... niente, assolutamente nulla con quelle vibes, però mi ispirò particolarmente quella cosa lì. Boh. Beh, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dedicato e ti faccio i complimenti per questo esordio perché è veramente molto bello e potente, davvero. Quindi Grazie mille, grazie alla veramente. prossima e buon Alla tutto. prossima.